Non siamo in via Piave, dove il degrado è purtroppo ormai di casa, ma in via Palazzo, zona pedonale, a 2 passi da piazza Ferretto e dal municipio di Mestre. La violenza è arrivata anche qui. Tavoli e sedie che volano, bicchieri e bottiglie di vetro usate come armi, danni a 2 locali, in particolare al Vino Osteria, che oggi osserva la sua mezza giornata di riposo. Danni causati da una rissa scoppiata all'improvviso, coinvolte sembra una decina di persone. La titolare del secondo locale preferisce non parlare ai nostri microfoni, prima vuole presentare la denuncia alle forze dell'ordine. Di sicuro la preoccupazione c'è e anche i commercianti della zona, giudicata finora tranquilla, temono che siano i primi segnali questi di una situazione in peggioramento. Noi commercianti siamo sempre un occhio vigile sul territorio, quindi la presenza dei negozianti locali è fondamentale. I residenti sono altrettanto attenti, possono sempre capitare purtroppo delle situazioni spiacevoli, bisogna che ci sia però appunto una collaborazione attiva da parte di tutti gli organi competenti, perché altrimenti il degrado è dietro l'angolo. Il degrado dalla zona della stazione si potrebbe spostare qui in poco tempo. Spostandosi chiaramente a macchia di leopardo, le situazioni sgradevoli, diciamo così, loro si ricreano dei loro giri in tempo zero. Sono noi, cioè noi, gli organi competenti che devono avere la capacità di essere rapidi nel cogliere i cambi di flusso. Una volta formalizzate le denunce, saranno le forze dell'ordine, magari anche con l'aiuto delle telecamere, a cercare di risalire i protagonisti della violenza. Certo è che questo è veramente un brutto biglietto da visita, le cose che possono capitare in una zona centrale come questa o in altre zone centrali. Un brutti biglietti da visita, per cui non fan bene a nessuno.